Il tifo è una malattia giovanile che dura tutta la vita, lo diceva Pierpaolo Pasolini, e ci sono tantissimi tifosi in giro per tutto il mondo, in giro in Italia, tifosi che non fanno differenza per colore, per stato sociale, e soprattutto a Napoli di tifosi ce ne sono ancora di più dopo la vittoria dello scudetto. Siamo allo stadio Diego Armando Maradona e stiamo andando a conoscere un appassionato di calcio, un tifoso particolare. Venite con me. Un lavoratore col datore disonesto, ma sta metropolitana vindana scavata, ma state facendo? Università degli Studi di Napoli Federico II, facoltà di ingegneria, in particolar modo robotica. Vogliamo saperne di più di questa materia, ma soprattutto che cosa c'entra la robotica con i tifosi napoletani? Beh, l'ingresso della facoltà è proprio di fronte allo stadio, abbiamo parlato di tifo, tifosi, adesso ne scoprirete qualcosa in più, Un attimo. A stugire sei ghiacciato. Quando faccio rap frata va chi non merdosa. Cosa. Bruno Siciliano, benvenuto a Parla Napoli. Ciao Yolanda, è un piacere stare con te per Sport Italia. È un piacere ritrovarti perché questo è una chiacchierata che abbiamo già avuto in altre circostanze, perché tu sei uno che spesso parla di Napoli, parla del Napoli e parla anche della città. E sei anche, lo dicevamo prima nel presentarti, l'ospite perfetto per questa trasmissione. Onorato di esserlo. Eh sì, perché sei un'eccellenza napoletana. Poi scopriremo insieme perché, entreremo nel tuo laboratorio, sei uno studioso e sei un amante del Napoli, quindi della città e della squadra. Sì, i miei interessi sono concentrati. Questo è lo stadio Maradona, ex San Paolo, e io venivo a vedere le partite perché quando ero dottorando di ricerca non c'erano ancora i personal computer, quindi per lavorare bisognava venire in laboratorio, fare simulazioni, quindi io ero ambizioso, volevo crescere, volevo pubblicare lavori scientifici, venivo in laboratorio e poi quelle 2 ore attraversavo la strada e andavo a vedere Diego Armando Maradona. Quindi ci racconti anche come è iniziata la tua passione, cioè tu da tecnico di laboratorio, da studioso, poi scopriremo insomma in che cosa consiste la robotica e che tipi di esperimenti fate anche qui a Napoli in facoltà, sei diventato appassionato del Napoli per questa vicinanza ma anche per famiglia, perché Sì, vabbè, allora io dal 66 sono abbonato al Napoli. Andavo in tribuna con mio padre e mio zio Mario, che sono loro che mi hanno instillato la passione, così o poi come l'ho instillata ai miei figli, insomma. Per cui da piccolo andavo in tribuna, poi nell'età adolescenziale sono passato alla curva B, erano i tempi di Palummella, per capirci. Poi dopo, ovviamente, sono iniziati gli impegni di studio che non interferivano, però poi gli impegni di lavoro perché ho iniziato a girare per congressi. Tra l'altro io sono, prima di essere tifoso, grosso appassionato di calcio. Ogni volta che poi andavo in una città europea, andavo allo stadio. Io a Londra ben 3 volte sono stato a 2 partite nello stesso giorno. Perché? Perché il calcio inglese è bellissimo, la Premier è bellissima e così via. Per cui, in definitiva, poi nell'84 è arrivato Diego Armando Maradona. Che meraviglia questo racconto, anche perché, ripeto, a quel punto tu casa, lavoro, casa e bottega si dice a Napoli. Per me, infatti mia moglie dice tu dovresti abitare a Fuorirotta perché praticamente tu sei cresciuto in questa zona, perché io sono studente dal 77 ed ero già abbonato al Napoli, per cui Fuorirotta è sempre stato il mio quartiere. E ricordiamo che non perdi una trasferta, Quest'anno ho battuto il record in assoluto, quest'anno ho fatto tutte le trasferte di campionato e tutte quelle di Champions tranne Liverpool, dove avevo un impegno inderogabile, però avevamo anche 15 punti e virtualmente vincitori del girone. Quest'anno ad agosto io avevo una sensazione, ho detto questo è l'anno buono, certo sperare che il Napoli avesse vinto il campionato con 15-20 punti nessuno avrebbe così, però ero sicuro che avremmo vinto. Vedi, da grande esperto perché comunque segui il Napoli dagli albori. Io in genere faccio più della metà delle trasferte perché è bello viaggiare, poi lo facevo da giovane cercando di coniugare gli impegni scientifici con gli impegni calcistici, ho continuato a farlo, ora la cosa più bella è farla con i miei figli. Perché chiaramente per un padre tifoso non c'è nulla di più bello che andare allo stadio con... Devo dire che alle 22:37 del 4 maggio a Udine, eravamo nel settore ospiti, poi io mi sono messo a piangere, perché è chiaro che era uno scudetto che si sapeva che era già vinto, però quando succede, il momento che succede, mi sono commosso e mi sono proprio pianto a dirotto abbracciando i miei figli, perché io sognavo questo momento. Ora spero, certo, abbiamo con un pizzico di fortuna in più e con magari qualche episodio meno favorevole, forse il 10 giugno, invece di essere, io sarò a Parigi l'altra settimana, dal 6 al 10,
però ero stato anche invitato, guarda caso, a un convegno a Istanbul dall'8 al 10. È incredibile, E è incredibile come il tuo lavoro si intrecci con il calcio. Ho fortemente sperato e invece poi insomma... Sei l'ospite perfetto anche per parlare di unicità, perché spesso a Parla Napoli parliamo dell'unicità delle persone. E tu in questo sei decisamente utile a sfatare dei luoghi comuni. Assolutamente. Il primo luogo comune è ad esempio che chi segue il calcio debba essere per forza, no, una persona che non studia, che non è colta. Come è uno di cittadinanza, è uno come sono stato attaccato sui social. No, perché? Assolutamente. Sì, no, È uno sport che dovrebbe essere per le persone, diciamo, del popolo, cosiddette del popolo, quindi poco colte. Invece non è così, lo sport unisce tutti, lo sport è di tutti e il calcio a questo punto non... Ma io non ho mai Non è non ho mai nascosto la mia passione, per esempio anche in qualunque consesso, anche per esempio quando poi il Napoli ha vinto lo scudetto, io ho avuto auguri e felicitazioni da tutto il mondo, perché tutti i miei colleghi, tra l'altro si è complimentato con me un carissimo amico che è Frank Park della Seoul National University, grosso esperto di calcio e tifoso del Napoli grazie a me, il quale 1 anno e mezzo fa mi aveva dato la soffiata su Kim, perché lui conosce personalmente Kim Min-jae. E quindi lo conosce e ha detto guarda che c'è questo difensore, lui conosceva anche ovviamente Kalidou, c'è questo, il centrale della nazionale coreana che sta al Fenerbahce, è fortissimo, perché io lo conosco personalmente, lo seguo da quando era in primavera praticamente. Io poi ho sperato, ho cercato di fare anche arrivare dei messaggi alla società per quanto riguarda la mia competenza, però il Napoli stava trattando Senesi, stava trattando Kim e anche Ostigard. Io speravo che prendesse Kim perché mi fidavo di Frank e lui è stato il primo a congratularsi. Anche perché poi le fonti, signori, anche le informazioni possono arrivare veramente dappertutto, anche le ispirazioni, quindi magari è stato importante anche il tuo messaggio alla società. Diamo del tu a Bruno, Sì. però ricordiamoci anche che, tornando al concetto di unicità, cioè noi stiamo parlando con un uomo molto pratico coi social e dopo parleremo anche di questo, è molto famoso sui social, ma stiamo parlando di un uomo di uno spessore e di un'importanza in quello che è il suo settore praticamente più unica che rara, quindi anche in questo tu sei unico, ti possiamo dare del tu, ti troviamo sui social, ti troviamo a portata di mano come tutti i tuoi studenti qui in facoltà e sei forse anche un professore un po' atipico, no? In Sì, questo. sono atipico, io sono molto disponibile con gli studenti, veramente mi do agli studenti. Gli studenti sanno che se loro mi chiedono una cosa o con un mezzo social o con email avranno sempre una risposta, ma tra l'altro io sono solito rispondere a tutti, diciamo, è un fatto proprio mio codice deontologico. Il tuo entusiasmo, Sì. la tua grinta si vede nell'insegnare, si vede nel tifo. È francamente bellissimo quello che fai. Parliamo proprio dei social, è diventato un canale per te per arrivare ai più, ma più che altro per far capire che all'università si può venire ad apprendere anche con il sorriso. Sembra assurdo dirlo oggi, è vero. però veramente alcuni approcciano anche allo studio forse nella maniera sbagliata, pensando che sia qualcosa che non può accrescerti interiormente, ma ti serve solamente per trovare un lavoro. Non è solamente questo. No, così. Anche perché poi insomma comunque diciamo l'università, in particolare l'università è una scuola di vita, perché l'università, infatti io spesso dico ai ragazzi, parecchi ragazzi vogliono andare fuori. Io diciamo, ho beneficiato un sacco dal fatto di aver fatto l'università a Napoli. Poi è chiaro che potevo andare in tutti i posti del mondo, perché ho avuto offerte di lavoro dall'America, dal Giappone, dall'Australia, dalla Cina. A fine giugno sono per una serie di conferenze in Cina organizzate dall'Accademia delle Scienze Cinesi. Però io ho detto, l'età dell'università è l'età in cui un ragazzo diventa uomo, diventa donna, diventa adulto. Allora il fatto quindi ha un ruolo formativo che va al di là del fatto che io studio ingegneria, tu studi farmacia, l'altro studia biologia. Quindi io da docente sento molto questo ruolo, cioè il mio compito è insegnare agli studenti non solo la robotica, che è comunque una materia del futuro. LinkedIn a febbraio scorso diceva che l'ingegnere robotico è il primo tra i 25 lavori più ambiti dei prossimi 10 anni. Quindi ho una responsabilità chiaramente, però io cerco anche il tifo, è la metafora per trasmettere a loro la passione. Bello. Cioè questi ragazzi devono sognare un futuro. Per sognare un futuro bisogna avere degli ideali, bisogna avere delle pulsioni, delle passioni e allora il tifo, al di là del campanile, qualcuno mi chiede ma se becchi uno studente juventino, milanista o interista lo promuovi? Ma certo, io lo valuto da un punto di vista deontologico, valuto sempre le persone per quello che valgono, no? Però il fatto di trasmettere, cioè il fatto di prendere il tifo, no, a metafora della vita, della passione, diciamo proprio del vivere, è un qualche cosa che
che loro recepiscono, cioè questo mio entusiasmo, nel senso che molte volte io a lezione, diciamo, se faccio un argomento un pochettino più ostico, oppure se faccio, diciamo, una trovata, una cosa così, io ci metto sempre la battuta, a volte spesso con l'allusione calcistica, ed è divertente, loro lo recepiscono e non si sentono prevaricati dal fatto che io voglio imporre che il calcio sia la cosa più importante o il tifo per il Napoli perché io sono napoletano. No, non lo voglio imporre, anche perché poi alla fine sono rimasti in contatto con un sacco di studenti che sono tifosi di altre squadre, che però, diciamo, quando è avvenuto lo scudetto e così via, mi hanno ricontattato e mi hanno detto, insomma, professore, noi ci ricordiamo, addirittura c'è un episodio carinissimo, visto che tu hai menzionato il video, in aula, dopo la lezione, tra l'altro era la lezione più noiosa del corso, e meno male che era piena di adrenalina della festa dopo Napoli-Fiorentina, perché è stata la mia prima lezione utile dopo Udine, no? Dopo Napoli-Fiorentina il lunedì 8 maggio, lui mi ha detto, professore, le devo confessare una cosa, mio padre, 33 anni fa, era nell'aula, lei era assistente del suo maestro. Cosa successe? Io tornai da Bologna, dalla trasferta a Bologna-Napoli, tu non eri nata probabilmente, 2-4, il secondo scudetto, quando il Milan perse a Verona, il secondo tempo, e quindi fu la vittoria virtuale che poi col gol di Marco Barone vincemmo con la Lazio. No? Io tornai, all'epoca non ero ancora Bruno Siciliano, ero un assistente del mio professore e quindi facevo alcune delle lezioni. Vado nell'aula al piano terra della palazzina, cancello la lavagna, loro mi avevano visto 3-4 volte, cancello la lavagna e scrivo chi non salta è rosso-nero. E mentre lo scrivevo, io feci finta di iniziare a spiegare, si disse oh così, poi alla fine tutta la classe che saltava sui banchi, io a dirigere così. E entrò in aula il professore Bobbio, che sentì questo casino dall'aula, entrò e disse, ah ma sei tu, è il solito diavolo. E io feci una battuta, no, veramente il diavolo ha perso a Verona e noi abbiamo vinto per tormento. Bene, il padre di questo ragazzo che era in aula quando io ho registrato col selfie il famoso video, era in aula 33 anni prima. Che bello, i brividi con questo racconto, perché sono i corsi e i ricorsi storici e le emozioni che tornano. Pazzesca. Cioè. Bellissimo poter insegnare di generazione in generazione sia la passione per questo lavoro, ma proprio la passione in generale che trasmetti anche con il tifo per il Napoli. Allora, scopriamo quanti dei tuoi studenti sono tifosi del Napoli e quanti sono preparati sull'argomento. E siamo un po' preoccupati dalla partenza dell'allenatore. Vediamo un po' come andrà avanti questa storia. Ma adesso in realtà stiamo festeggiando, quindi non so perché bisogna essere preoccupati, e poi sinceramente siamo sempre andati bene negli ultimi anni, quindi non vedo il perché. Il nostro presidente sicuramente è un tipo in gamba, tutta la struttura del Napoli è sicuramente ben messa, quindi sono sicuro che avremo un roseo futuro davanti. Alle nostre spalle il gazebo con tutti gli studenti che stanno studiando, anche qui all'interno del laboratorio proseguono gli esperimenti e gli studi. E questo sembra proprio un luogo che ti ispira alla creatività, francamente da esterna, da una che ne capisce anche poco perché ho fatto degli studi diversi, vedendo anche tutto questo spazio e tutta questa coesione, interazione, mi viene proprio voglia di creare. Di disordine. Però dobbiamo dirlo, queste non sono questioni legate a Napoli o altro, ma semplicemente a Covid e guerra purtroppo. Insomma, oltre alle lungaggini burocratiche. Certo. Per cui in realtà, diciamo, ecco, se il laboratorio fosse tutto preciso, tutto in ordine, significa che praticamente si lavorerebbe poco. Per cui, diciamo, in qualche modo è un laboratorio, diciamo, come dire, 24/7, come dicevo prima, nel senso che gli studenti arrivano qua la mattina, alle 8:30, alle 9, poi ci sono i dottorandi di ricerca che sono gli studenti già laureati che vogliono aspirare a diventare degli esperti ricercatori, e poi ovviamente, diciamo, al di là della mia presenza ci sono i miei colleghi più giovani che sono quelli che poi sono la forza motrice del laboratorio. Il professore Vincenzo Lippiello, che è il 10° allievo della mia scuola a essere diventato professore ordinario nel sistema università italiano. Io ce li ho distribuiti da Roma fino a Potenza e credo che non ci sia nessuno, ormai non voglio essere autocelebrativo, nessun caposcuola, però di fatto l'età parla, diciamo, a mio sfavore da questo punto di vista. Devo dire, non c'è nessuno dei miei colleghi che in 20 anni, da che io sono diventato professore ordinario nel 99-2000 fino al 2021,
Hanno prodotto 10 professori ordinari di robotica nel sistema universitario italiano. È una cosa Bellissimo. di cui da napoletano ne sono un pochettino orgoglioso, insomma. Professore, allora, anche questo robot è diventato famoso. Raccontiamo vicino a lui in che cosa consiste il vostro studio e quindi, insomma, anche per chi magari l'anno prossimo si iscriverà proprio alla tua Infatti, facoltà. allora, questo è un robot che si chiama Rodiman, dove Rodiman sta per Robotic Dynamic Manipulation, che è stato un grosso grant che io ho ricevuto nel 2012 da parte del Consiglio Europeo della Ricerca, che è l'istituzione che finanzia i progetti più prestigiosi. Quell'anno fu l'unica proposta nel settore della robotica che fu finanziata. E tra l'altro il benchmark che avevamo prodotto, ora è nella veste di tifoso, ora Rodiman è campione in Italia, nonostante la sciarpa dica d'Italia. Diciamo, Rodiman è il campione d'Italia. Però in realtà il benchmark che ci siamo inventati, pensando al fatto che questo era un progetto di ricerca napoletano, era l'espediente mediatico di legare l'eccellenza del nostro laboratorio con quella che è l'eccellenza gastronomica, quella che è un'icona. Questo è noto nei social come il robot pizzaiolo. Noi abbiamo coinvolto il buon Enzo Coccio nel progetto, praticamente abbiamo utilizzato le fasi di lavorazione della pizza come, diciamo, benchmark per cercare di raggiungere quel livello di destrezza, di manualità, di abilità che vogliamo alla fine infondere in queste macchine per emulare il comportamento dell'uomo. Dal momento che alla fine, diciamo, il progetto è finito nel 2019, ora abbiamo riconvertito Rodiman nel ruolo di tifoso. D'altra parte, quando ci siamo trasferiti dal vecchio laboratorio a questo nuovo spazio, lo stadio sta qua, quindi quando i ragazzi vanno allo stadio lui fa il tifo, magari la vede, c'è una foto che girava sui social un po' di tempo fa, si vede Rodiman davanti allo schermo, diciamo, che guardava la partita, insomma è questa, insomma, come metafora. La cosa è interessante perché chiaramente questo, per esempio, nel 2019, Rodiman, dico lui, tendo a personalizzare la macchina, quindi quasi freudiana questa citazione, ha diretto l'orchestra del Conservatorio degli Allievi di Salerno sullo scenario di Villa Ruffolo nell'ambito del Festival estivo di Ravello. E questa è stata una cosa suggestiva, per cui il maestro diciamo, degli allievi è venuto in laboratorio, noi abbiamo acquisito tutti i movimenti, li abbiamo montato, poi magari ti passo anche il video, diciamo, di questo girato, gli abbiamo montato una suite sensorizzata, per cui Rodiman ha appreso tutti i movimenti. Poi ovviamente questo è un robot, mentre invece i dati della persona sono diversi, perché tu hai dei dati biomeccanici diversi io peso di più, sono un po' più alto e così via. Quindi abbiamo fatto una trasformazione di questi dati biomeccanici dall'essere umano a un avatar e poi con delle tecniche algoritmiche le abbiamo passate a Rodiman e Rodiman ha imparato, ha fatto il training praticamente in laboratorio e poi ha fatto la performance sul palco di Villa Ruffolo ed è stata una cosa emozionante, ovviamente. Molto, perché è parte di voi naturalmente Rodiman, e poi non solo. Questo ci insegna, professore, che con le nuove tecniche, con lo studio, grazie anche a voi che siete in laboratorio, i robot possono fare le stesse cose degli uomini? I robot, allora, da un punto di vista etimologico, il termine robot significa lavoro subordinato, lavoro esecutivo. Quindi il robot si propone una macchina per sostituire il lavoro dell'uomo. E questo è il robot, diciamo, degli anni 70, degli anni 80, cioè utilizzato fondamentalmente per applicazioni tipo manifatturiere. Però nel momento in cui la tecnologia ci ha fornito dei sensori, le telecamere, i sensori di forza, i sensori tattili, quelli che si vedono qua, quella apparente bocca in realtà è un sensore di distanza, un sensore di prossimità che misura la distanza, diciamo, della persona. Quindi in realtà grazie ai sensori è possibile far interagire i robot con l'ambiente esterno, per cui idealmente sono usciti dalle fabbriche e vengono utilizzati in una serie di applicazioni di tipo outdoors. Uno dei grossi settori di sviluppo della robotica che poi è, diciamo, come dire, portato avanti qui a Prisma Lab è il settore dell'ispezione e della manutenzione. Pensiamo per esempio alla tragedia del Ponte Morandi, dove non c'è stata una manutenzione sistematica di tutte le strutture, no? In cemento armato del ponte, tutte le campate e così via. Perché non utilizzare la tecnologia che può fare monitoraggio, ispezione e intervento 24/7? No, quindi questo perché? Perché la manutenzione è estremamente dispendiosa e anche rischiosa. Perché i tecnici, gli operai devono essere imbracati, sospesi,
a dei carroponte per fare questi interventi. Quindi questo è un classico esempio Dove i robot possono assolutamente aiutare. così. La nuova frontiera invece della robotica è quella della robotica al servizio dell'uomo. Per cui pensiamo per esempio al campo medico, pensiamo al campo della chirurgia robotica, al campo della riabilitazione. Nella chirurgia robotica ora la maggior parte delle operazioni in campo urologico, in campo ginecologico e anche per la chirurgia generale al Policlinico, a Federico II, si fanno con un robot. Allora il paziente pensa, ma chi è che mi opera? Il medico, il chirurgo e il robot? È sempre il chirurgo che ha la responsabilità dell'operazione, però il robot è una tecnologia che migliora le abilità del chirurgo stanco, del chirurgo meno esperto, del chirurgo che si sta specializzando, perché offre al chirurgo la possibilità di vedere lo scenario operatorio in alta definizione, stereo, e quindi magari di fare minori errori, a vantaggio del paziente con un recupero ospedaliero molto più, quindi anche con una riduzione dei costi sociali. Dicevo, il campo della riabilitazione. Il campo della riabilitazione, le persone che purtroppo hanno avuto qualche, menomazione di tipo sensomotorio, per esempio una persona colpita da ictus, che è un'attività cerebrale, neuronale perfettamente integra, però non ha la forza di camminare, bene, esistono delle strutture che si chiamano esoscheletri, cioè un robot che si indossa, che grazie a questo prende gli stimoli neuronali e fornisce quella forza, quella potenza che consente a una persona di camminare. Visto che abbiamo parlato di tifo, abbiamo parlato di passione, abbiamo parlato di robotica e quindi anche del punto ingegneristico e del punto, diciamo, razionale del professor Bruno Siciliano, che convergono con la passione. E allora la domanda nasce veramente spontanea. I robot potranno mai avere dei sentimenti, come spesso si racconta nella fantascienza e in alcuni film fantastici o libri fantastici? Ci sta un uomo così razionale come te che è anche così passionale allo stesso tempo. Allora è chiaro che noi cerchiamo di rendere queste macchine sempre più intelligenti. Noi probabilmente non arriveremo mai alla coscienza, però un fatto è certo, cioè nell'interazione tra esseri umani e robot, noi non è che dobbiamo pensare a questi robot solo come ferraglia. Perché? Perché nel momento in cui rendo il robot intelligente, per esempio, alcune applicazioni che sono anche commerciali riguardano l'utilizzo del robot da un punto di vista terapeutico per i bambini che soffrono di forme precoci di autismo e per gli anziani. D'altra parte, quante volte spesso noi leggiamo sui media di storie di violenza nei confronti di fasce di popolazione che sono più fragili, chiaramente. Quindi in quel caso la macchina potrebbe dare di più. Allora, in quel caso cosa succede? Che la persona potrebbe pensare, il terapista non lo frega, perché è difficile fregare una persona, però per il fatto che la macchina, il terapista potrebbe fregare la macchina. Però la macchina, essendo intelligente, ha memoria. Perché un domani una macchina che assiste 2 persone potrebbe, grazie agli algoritmi che ha, grazie all'intelligenza, potrebbe diventare più amichevole nei confronti di chi lo tratta bene e meno amichevole nei confronti di chi lo tratta male. Basta programmarlo. Ovviamente non siamo alla coscienza, però siamo a un comportamento reattivo che va a emulare quello che poi in realtà facciamo anche noi, perché ci sono delle persone che ci sono più simpatiche e delle persone che ci sono meno simpatiche. Quindi questo è possibile grazie all'intelligenza. Professore, tu ci stai molto simpatico, continua a fare quello che fai perché lo fai alla grande e speriamo di avervi dato qualche nozione in più per comprendere appieno quello che succede a Napoli, anche in un posto eccellente come questo per lo studio della robotica, e anche la passione dei napoletani, che chissà un giorno forse potrebbe essere tramandata anche a lui. Grazie Grazie professore. a te. Grazie, è stato un piacere.